Gente festante con tanto di bicchiere in mano, grandi sorrisi e tante chiacchiere, tante persone riunite in vari singoli gruppetti e tutti rigorosamente senza mascherina e tutti attaccati gli uni agli altri, alla faccia della distanza di sicurezza e alla faccia del contrasto al Covid. È successo di nuovo, è successo ancora, pericolosi assembramenti con la movida veneziana che inizia già dal pomeriggio con gli impietosi festeggiamenti di laurea. Le immagini che state vedendo non sono immagini d'archivio, si riferiscono soltanto a poche ore fa, con i ragazzi in festa a Venezia proprio dietro a Piazzale Roma. E la domanda è: dove sono finite le centinaia di vigili urbani? Possibile mai che dal pomeriggio e fino a sera nessun agente della Polizia Municipale veneziana sia passato di ronda nelle funzioni di controllo e sorveglianza che gli sono proprie? In tali casi di smarrito senso civico dei ragazzi, la triste verità è che soltanto il potere della divisa è quello autorizzato alla sorveglianza attiva della città, anche con denunce e multe. Mettere mano al portafogli dei trasgressori delle semplici regole anti-Covid, l'unico modo per alcuni, troppi, al momento conosciuto, e che richiama al senso del dono più grande, il rispetto della vita propria e altrui.